Il Padova cerca la terza vittoria in casa consecutiva, il Modena non può permettersi di perdere ancora terreno dopo un inizio di stagione a corrente alternata, dopo l'ottima partenza di campionato. Qui a Padova si respira grande entusiasmo, tanto che in settimana il tecnico ha dovuto richiamare l'ambiente alla calma e ha raccomandato alla sua squadra la massima attenzione. Alessandro Dal Canto recupera a centrocampo anche l'argentino Cuffa, che partirà dalla panchina, mentre il Modena dovrà fare a meno dell'ex Di Gennaro. Padova in campo con il 4-3-3, Pellizzoli in porta, Donati, Schiavi, Legati, Renzetti in difesa, Bovo, Italiano e Marcolini a metà campo, il tridente offensivo composto da Cutolo, Caccia e Dramè. 4-1-2 invece per il Modena di Bergodi, Caglioni tra i pali, Turati, Diaguraga e Perna il reparto arretrato, Giampà, Dall'Abona, De Vitis e Ciaramitaro a metà campo, Rulla solo a tre quarti, Bernacci e il brasiliano Fabinho di punta, arbitra Merchiori di Ferrara, assistenti Paganessi e Fiorito. A Padova una bella giornata, temperatura attorno ai 25 gradi, terreno di gioco in buone condizioni, circa 9-10 mila gli spettatori, saranno una cinquantina, forse un centinaio i supporter arrivati da Modena. Studio. E qui sta dando davvero una grande dimostrazione di forza e di potenza. Scusami, il Padova in gol con Caccia al 29esimo minuto, quindi Padova 1, Modena 0. 32esimo minuto, Padova 1, Modena 0, la descrizione della rete che ha rotto l'equilibrio, ancora il Padova pericoloso in attacco, il tocco di Caccia e poi la difesa in affanno riesce a liberare, dicevo la descrizione, Italiano in verticale per Caccia che salta ma non colpisce il pallone, che rimbalza e così inganna Diaguraga, rapidissimo Caccia da girare prima il difensore e poi il portiere Caglioni a depositare in rete, secondo gol per il centravanti del Padova in questa stagione. Si era dato finora molto da fare Caccia, sbagliando però anche molto, ma alla prima vera occasione non ha fallito e ha messo dentro. Fondamentale però anche in questa occasione da rete il lancio di 40 metri di Italiano, subito dopo una discesa di Lazarevic sulla sinistra, velocissimo l'attaccante sloveno, ha saltato Diaguraga, il tiro sul primo palo con Caglioni che ha messo in angolo. 33esimo minuto, Padova 1, Modena 0, linea Brescia. Scusami, il 2-0 del Padova, Italiano su punizione al 35esimo minuto, quindi Padova 2, Modena 0. A te. 38 minuti e mezzo, Padova 2, Modena 0, Padova sul doppio vantaggio nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione nel finale del primo tempo di Legati. Il gol è arrivato su calcio di punizione, rasoterra molto forte di Italiano dal limite, una gran botta che è filtrata attraverso la barriera e ha sorpreso Caglioni sul suo palo. Da segnalare Scusa Zennaro,